Ben ritrovate, ritrovati. In questa pillola informativa parliamo del super bonus 110, un'importante novità introdotta dal legislatore a partire dal 1 luglio del 20, poi vedremo le varie proroghe e varie novità anche che recentemente sono state introdotte. Vediamo però i principi in modo da potervi orientare. Si tratta di un'agevolazione che va a portare un risultato molto positivo dal punto di vista dell'esborso che si devono sostenere, che si deve sostenere per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all'adozione di misure antisismiche degli edifici. Vedremo sia sui condomini sia sulle case singole. Questi lavori importanti che riguardano in particolare, per farvi degli esempi, il cappotto e le caldaie a condensazione sull'appartamento singolo o sulla caldaia centralizzata, vengono definiti interventi trainanti. Accanto, e se facciamo questi lavori trainanti, poi vedremo a che condizioni, è possibile anche fare ulteriori interventi che sono lo stesso agevolati al 110, definiti lavori trainati. Per fare un esempio, le finestre della casa o dell'appartamento in condominio possono essere agevolati al 110 invece che al 50% se collegati a un lavoro appunto trainante che dicevo prima, ad esempio il cappotto. Qual è la condizione importante da avere chiara? E quindi serve una verifica preventiva della fattibilità se pensate di avviare questi lavori. È che i lavori che pensate, che ipotizzate di realizzare, devono portare al miglioramento di due classi energetiche. E quindi, per esempio, l'intervento termico dell'involucro cappotto potrebbe da solo portare a un aumento di valore delle due classi energetiche del vostro immobile. A quel punto anche gli altri interventi trainati tipo le finestre verrebbero agevolati. Oppure il cappotto più le finestre possono garantire l'aumento di due classi energetiche. Ecco, questo primo consiglio: verificate la fattibilità dell'intervento per poter fruire del 110. Quali sono concretamente gli adempimenti e le questioni che dovete preventivamente seguire? Anche qua, come nella pillola informativa precedente, vi invito a consultare alcuni esperti, ma anche il CAF CISL, i colleghi che seguono il servizio casa, perché vi possono orientare a appunto fare tutti i passaggi che sono necessari. Un passaggio importante che c'era, ma che la recente novità normativa ha in qualche modo agevolato, se avete seguito la stampa in questi giorni, è che era necessario, rimane necessario, ma non più vincolante ai fini di accesso del superbonus, era la conformità urbanistica dell'immobile. Questo non è più, come dire, condizione necessaria per avviare i lavori, basta una CILA, e però a mio avviso conviene comunque farlo per evitare poi di incorrere in problemi collegati alla non conformità praticamente della costruzione dell'immobile, abusi edilizi che possono essere stati fatti. Ecco. E tornando alle condizioni, praticamente, quindi super bonus 110, agevolati, importante il cappotto, le caldaie, l'intervento antisismico dell'immobile. Ripeto, antisismico, abbiamo già detto nella pillola collegata a interventi, è importante farlo, questo intervento, sugli immobili collocati in zona sismica 1, 2, 3. Se fate questo, se per interventi di risparmio energetico superate le due classi, attaccate altri lavori, quali altri lavori possono essere agevolabili? Per esempio, la possibilità di inserire anche il fotovoltaico. Il fotovoltaico, che avrebbe una detrazione del 50% se collegata a un lavoro trainato rispetto all'avere fatto il cappotto nella casa singola o nel condominio, è agevolato anche questo al 110. Quindi impianto fotovoltaico, oppure le colonnine per le auto, quindi elettriche, quindi lavoro di risparmio energetico, cappotto caldaia, posso attaccare i lavori tipo le finestre, il fotovoltaico o le colonnine, impianto e faccio un lavoro antisismico, posso agganciare il fotovoltaico o anche qua le colonnine. Quali sono le cose che vi consiglio di tenere presente? È avere una relazione
con coloro che devono praticamente farvi tutti i lavori, perché la parte importante è proprio, sono tutti gli adempimenti che devono fare i tecnici che devono stipulare apposite assicurazioni per asseverare la correttezza e l'itta dei lavori. Se questi lavori potete usufruire del beneficio in 3 modalità diverse. Ve le indico perché poi le stesse modalità oggi le potete sfruttare anche sui lavori che abbiamo detto nell'altra pillola, cioè ristrutturazione, risparmio energetico. Quali sono le modalità che potete sfruttare al 110? Una è quella classica: in dichiarazione di redditi vi portate la spesa che avete sostenuto, dico a caso 20.000 euro, 30.000 euro, e nella dichiarazione redditi recuperate il 110% della spesa in 5 anni. Ma l'obiezione più forte che viene fatta è: sì, ma non ho capienza. Sapete che è una detrazione e questa detrazione vi viene restituita solo se avete IRPEF da pagare o pagato, e quindi va bene per coloro che hanno, come dire, un reddito buono e ritenute sufficienti per recuperarsi nei 5 anni a spesa e in base anche a spesa. Passaggio 2 invece: è possibile ottenere dalla ditta che vi fa i lavori lo sconto fattura. Questo significa che avete sempre i 30.000 euro, 50.000 euro di spesa, l'azienda è disposta a fare lo sconto fattura, c'è una procedura da fare ovviamente di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, voi non pagate l'importo e l'azienda recupererà il suo 110% nelle proprie dichiarazioni redditi, oppure cede alla banca il credito che nasce dal sconto fattura che vi hai fatto. Terzo passaggio invece è la cessione voi del credito che avete ottenuto e lo fate attraverso banche. In pratica avete speso sempre quei benedetti 30-50 mila euro, potete fruire del 110 su quella spesa e ovviamente dovete rapportarvi con banche, poste o altri soggetti che sono disponibili a cedere il credito. Qua è un lavoro di verifica delle diversità anche di offerte commerciali tra banche e poste. Ovviamente non otterrete il 110, ma a seconda delle offerte potete ottenere il 102, 103 della vostra spesa. Quindi fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, sconto fattura della ditta che vi fa i lavori, o voi cedete il credito a una banca, alle poste, e recuperate ovviamente quello che avete speso e qualcosa in più rispetto agli accordi commerciali che ottenete. Ovviamente per fare queste 3 cose serve della documentazione, serve della trasmissione. Il CAF CISL, che può emettere il visto di conformità e vi può aiutare nella trasmissione di tutta la documentazione collegata. Grazie.